Numerosi episodi di criminalità in provincia di Agrigento messi a segno da extracomunitari. Gran lavoro per le forze dell'ordine che acciuffano tutti i responsabili dei furti. Restano senza un'identità solo i responsabili di una rapina. Sottoposti a fermo con l'accusa di ricettazione 3 romeni di 32, 18 e 26 anni. Nelle loro case custodivano un vero e proprio tesoro, soldi e gioielli rubati. Tutto parte dall'indagine di polizia e carabinieri su numerosi furti in abitazione commessi tra Ribera e Cattolica Eraclea negli ultimi giorni. È stata fermata un'auto con a bordo 3 romeni che erano in possesso di una collana e alcune posate d'argento. I sospetti si sono naturalmente amplificati ed è stato deciso di procedere a delle perquisizioni nelle abitazioni dei 3 stranieri. Così è stato rinvenuto, nascosto all'interno di un vaso contenente del terriccio, un involucro sigillato con la somma di 40.000 euro in banconote ed un contenitore Piero Zeppo di oro e gioielli. Da un frigorifero sono poi saltati fuori altri gioielli e infine, dietro un quadro appeso a una parete, vi erano ben sigillati con nastro adesivo altri 25.000 euro in contanti. In tutto sono stati recuperati e sequestrati 68.000 euro in contanti e numerosi gioielli di valore complessivo di circa 40.000 euro. I cittadini vittime di furto potranno ora recarsi alla tenenza dei carabinieri di Ribera e sapere se tra l'area furtiva rinvenuta vi sono oggetti personali. Altro episodio a Lampedusa, dove 3 tunisini, un ventenne e 2 trentenni, giunti sull'isola circa un mese fa, ospiti dell'hotspot, finiscono in arresto. Stavano svaligiando una villetta, ma commettono un errore, hanno acceso la luce di una stanza. Il vicino di casa, mentre stava rincasando proprio a casa sua, di quella luce accesa si è insospettito e ha telefonato immediatamente al 112. Sono accorse 2 pattuglie dei carabinieri che, dopo aver circondato la villetta, hanno fatto irruzione, sorprendendo i 3 tunisini ancora all'opera. A Ribera invece un rumeno è stato sorpreso dai carabinieri mentre stava caricando diverse cassette di arance e carciofi su un furgoncino. Non ci hanno messo molto i carabinieri ad accertare che quel 33enne tutte quelle cassette di arance e carciofi le aveva riempite rubando nell'attiguo fondo agricolo. I carabinieri hanno trovato e sequestrato una mannaia e un macete. Il romeno è stato a questo punto denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Sciacca. Dovrà rispondere delle ipotesi di reato di furto aggravato e di porto ingiustificato di armi bianche. Le cassette di arance e di carciofi sono state recuperate e restituite al proprietario del fondo agricolo. A Canicattì 2 delinquenti armati di coltello e con il volto travisato da sciarpa hanno fatto irruzione poco prima dell'orario di chiusura in una tabaccheria. I 2, minacciando chi in quel momento era dietro il bancone, sono riusciti a farsi consegnare tutti i soldi che c'erano in cassa. Il bottino è stato quantificato in circa 250 euro. Appena all'inizio della settimana, sempre 2 rapinatori armati con coltello da cucina avevano razziato un distributore di carburante sempre a Canicattì.